Amici bellini, buon martedì, un martedì pazzesco come da tradizione, insomma, i martedì sono sempre pazzeschi ed essendo quello già a prescindere il martedì, anche durante il campionato si parla solo di mercato, perché si è esaurita la cosa della partita appena finita e si parla di mercato. Figuratevi quando il campionato è praticamente finito, si parla di nomi, se ne fanno 1500 tutti sbagliati, però a me interessa un'altra cosa che avete visto nella copertina, quindi cominciamo. Allora, amiche mie, amici miei, chi è? Ilen 98, potrebbe essere Ilenia, potrebbe essere un anagramma, Neli, potrebbe essere le notifiche al canale Telegram, potrebbe anche essere quello. Potrebbe essere che voi vi iscrivete a questo canale e se nel caso vi accorgete che insomma YouTube alle volte le notifiche non le manda, molti me lo scrivono, io sono iscritto, sono abbonato, addirittura YouTube il canale Telegram in descrizione risolve questo e quindi voi sapete, siete sempre aggiornati quando esce un video. Di conseguenza voi sapete che esce il video, lasciate il like preventivo, difendo la città, difendo New York in questo caso, la squadra di hockey, e io vorrei difendere anche il Napoli perché gli attacchi da parte della stampa, no? Perché poi Spalletti, che ha fatto il bischero, ha detto ho fatto un po' il bischero in conferenza dicendo voi tutti i giornalisti attacchi ai giornalisti eccetera eccetera. Una delle cose che non abbiamo affrontato perché tenevamo il che fare, parlare di altro, era questa storia del contratto di Osimhen che la Repubblica, quindi non il giornalino, il topolino del tutto a posto 1926, che non è qui, è la Repubblica, quindi quando è la Repubblica che si muove uno dice dovrebbe essere una testata affidabile, importante, e quindi la Repubblica il 13 maggio, la sera, lancia questa bomba e dice il Napoli c'ha le password di Osimhen, che poi rientra nella questione diritti d'immagine alla fine e dice queste cose, vabbè, e quindi noi un po' scandalizzati ascoltiamo così, ma il Napoli smentisce subito, anzi prima del Napoli smentisce addirittura Osimhen, quindi nel momento in cui smentisce il calciatore, smentisce il Napoli via Twitter, io che ascolto semplicemente dico ma mamma mia che brutta figura che ha fatto Repubblica, ma questi giornalisti, va bene, però poi quindi 1-0 Repubblica che lancia il primo tiro così a porta vuota, il Napoli 1-1, anzi quasi 2-1 perché prima Osimhen poi il Napoli, dopodiché la Repubblica ci mette il carico da 90 e fa 2 gol e quindi 3-2 per la Repubblica perché dopo 2 giorni pubblicano un estratto proprio del contratto che vedete qui in sovraimpressione e dicono noi possiamo pubblicarlo, questo è quanto, e quindi questo è il contratto di Osimhen dove si dice proprio chiaramente che il Napoli ha la facoltà di gestire i social dei calciatori e se non avessero siti ufficiali, se non avessero canali social eccetera eccetera possono anche aprirli loro, lo può aprire il Napoli a nome loro e scrivere quello che gli pare per i calciatori, ovviamente si mettono d'accordo, non sono trappole eccetera eccetera, però ci dovrebbe far riflettere questa cosa e se questo è un falso, questo è un contratto falso che la Repubblica pubblica, allora il Napoli deve querelare e deve querelare perché qua stiamo diffamando il Napoli, stiamo dicendo che il Napoli dice bugie e così, perché il tweet a me mi mette in pace, il tweet sa sempre di ufficialità perché arriva dal Napoli proprio, se non lo scrive De Laurenti lo scrive Lombardo, insomma chiunque lo scrive è il Napoli ufficialmente che risponde. Però noi dobbiamo un attimo tornare indietro con la memoria. Quindi se il Napoli querela la Repubblica, tutto a posto, la Repubblica si è presa delle libertà di inventarsi delle cose e quindi il Napoli querela e mette a posto la situazione. Se il Napoli non querela, vince la Repubblica 3-2 e noi dobbiamo mettere questo nella scatoletta dei ricordi perché questa storia dei social non è nuova, voi ve lo ricordate, se ne parlò per i social di Ancelotti, perché arrivando Ancelotti al Napoli, essendo la sua forza social superiore a molte squadre addirittura, anche del campionato italiano, e dici mamma mia, allora il Napoli tiene le chiavi di Ancelotti e
Celotti non ha mai smentito, il Napoli non ha mai approfondito questa cosa. Lettera morta. Poi ricordiamo anche altre smentite. La prima che mi viene in mente, vi ricordate quando si parlava di Amazon? Il Napoli avrebbe Amazon come sponsor, eccetera, eccetera. Il Napoli subito smentita, secca, ufficiale su Twitter. Non è vero niente, ci siamo incontrati solo per certe cose che riguardano la distribuzione delle maglie. E noi diciamo, vabbè. Poi scopriamo che la maglietta effettivamente ha lo sponsor dell'Amazon ufficialmente. Quindi quella smentita era poca roba e magari Amazon non tiene nemmeno bisogno, tempo, genio, voglia di controsmentire e dire vabbè, ci sta l'accordo, non ci interessa, poi e Bezos verrà a comprarsi il Napoli, quindi si risolve tutto in una bolla di sapone. Insomma ragazzi, aspettiamo la risposta del Napoli perché la partita non è finita. Se il Napoli non risponde, non querela, ha ragione Repubblica, vince Repubblica e non fa altro che confermarci un atteggiamento da parte della società sul mercato che rende più difficile arrivare a certi calciatori. Io mi chiedo, la prima cosa, ma come ha fatto Higuaín ad accettare tutta una serie di clausole così? Gente come Reina, gente come Albiol importante che vengono da squadre importanti. Ti devi fare due domande, magari quando il Napoli ci arriva prima, il giocatore accetta e dice ma sai che c'è di nuovo? E uno come Cavani per esempio fa un discorso, no? Cavani dal Palermo accetta il Napoli, esplode, poi dopo Cavani può scegliere quello che vuole, va al PSG, poi va a Manchester United, forse mi conviene. Però se allo stesso tempo, se ci fosse un'offerta simile che arriva ad un giocatore dal Napoli, o faccio un esempio che ne parlavo con gli abbonati, il Siviglia, io credo che il giocatore dice ma forse è meglio che va con Siviglia, forse qualcosa, Siviglia gli piace magari partecipare alle coppe europee, ci puntano, invece al Napoli si viene a sapere che della Laurenti si dice l'Europa League non ci interessa, disturbo, non pensate alla Coppa Italia, non ci pensate proprio, dobbiamo arrivare in Champions, questa è la nostra priorità. Allora ragazzi, questo è tutto. Ora per quanto riguarda nello specifico il contratto, io ve lo posso anche leggere ma ve lo posso riassumere perché non c'è bisogno, se volete potete mettere pausa e ve lo leggete. In pratica il Napoli ha l'opzione, non è detto che lo faccia tutti i giorni, non è detto che quando Osimhen posta le sue fotografie con la maglia di Maradona oppure i suoi meme particolari nella lingua sua particolare è il Napoli che scrive queste cose qua. Osimhen continua ad avere accesso a tutti i suoi social e può postare quello che vuole. Il Napoli potrebbe intervenire cancellando se qualche cosa non gli sta bene. Il Napoli potrebbe aggiungere delle cose, magari sai, Osimhen deve fare una fotografia che il Napoli si è messo d'accordo per i diritti d'immagine che vanno al Napoli e possono anche dire beh Osimhen, mi sono divertito a questa cena, anche se non è Osimhen. E Osimhen, dal canto su, secondo me, tutta questa marasma non la conosce nemmeno. Quindi sono convinto che la smentita di Osimhen sia in buona fede. Dici, ma guarda, ma io gestisco io. Non sa che però nel contratto c'è questa cosa qui. Allora un po' di chiarezza, sarebbe carino un po' di chiarezza, perché altrimenti noi tifosi brancoliamo nel buio e non sappiamo più a chi dobbiamo credere, ai giornalisti, alla società, alle smentite ufficiali che poi non vengono controsmentite, alla verità. In tutto questo noi stiamo per entrare in un momento importante di calciomercato. Veretù ha preso casa, come però l'ha presa Icardi, quindi ricordiamoci tutto quando ci dice e se Veretù ha la stessa offerta per esempio che non va bene dalla Lazio, dalla Fiorentina, il ritorno clamoroso alla Fiorentina, dove va secondo voi? Questa poi è la cosa. Poi i giocatori possono anche decidere sì mi conviene andare a Napoli, non fa niente, rinuncio ai miei diritti d'immagine perché ho un altro percorso in mente di carriera e quindi mi va più che bene. Alcuni giocatori può andare bene, ad altri meno. Ad alcuni giocatori probabilmente, immagino Ibrahimovic, immagino i giocatori dell'ex giocatori di Raiola eccetera eccetera, non credo che un Lozano voglia accettare questa cosa, ma sappiate che i contratti sono tutti individuali e sono tutti diversi, ed essendo tutti diversi e tutti individuali e tutti belli lunghi si allungano le trattative, ed ecco perché il Napoli alle volte è lento sul mercato e finiamo alle volte per farci sfuggire dei profili su cui magari noi avevamo messo pure gli occhi e non vanno a buon fine perché è tutto molto burocraticamente lento, perché non si delega eccetera eccetera. Quindi noi aspettiamo smentite ufficiali in sede, però quasi devono essere querele, non possono esserci botte di articoli sui giornali e tweet, perché abbiamo visto che non funziona così, qua bisogna andare così.
Forza Napoli, togliti gli schiaffi da faccia se sono schiaffi che ti hanno dato ingiustamente, e così uno si sente più tranquillo, più dice e ce la prendiamo con i giornalisti. Altrimenti dobbiamo rispettare il lavoro dei giornalisti che sono in possesso di certe notizie, ce le fanno sapere e poi vengono smentiti. Come la mettiamo a nome? Non va bene così. Questo è un ulteriore passettino dove si potrebbe crescere nella comunicazione, certe recisioni, eccetera eccetera. Gli amici bellini sono bellini e mi mandano spunti e stanno capendo in tantissimi, stanno aumentando quelli che vorrebbero una crescita. Perché il tifoso napoletano è un po' stanco, è un po' rassegnato? Perché qualcuno non si meraviglia nemmeno più di certe cose che dovrebbero fare meraviglia, perché oramai è così. E quindi questa prospettiva di non crescita ha reso stanco il popolo napoletano, e questo poi è grave, perché noi viviamo di passione, che si vinca o che si perda, sempre e solo, è chiaro, no? Noi viviamo di passione, quindi non è il fatto di vincere, ma il fatto di non avere prospettiva, di non avere quella capacità di dire stiamo crescendo. Ecco, abbiamo aggiunto quest'anno, per esempio, siamo arrivati quinti, però abbiamo aggiunto un settore giovanile, la Primavera sta andando bene, per esempio. E mi fanno gli amici bellini gli esempi, dice il Milan pure sta in difficoltà in Primavera, i Maldini, mentre aveva anche la partita, si stanno giocando il campionato, Maldini è andato a vedere la Primavera del Milan, dice queste cose qua, però il Milan retrocede lo stesso, quindi Maldini non serve Maldini a salvare il Milan la Primavera? Probabilmente no. Aiuta avere Maldini che va? Sì, serve questo per vincere lo scudetto? Probabilmente no. Aiuta però? Sì. Non averlo aiuta? No, perché se poi il Napoli deve mandare qualcuno, ci manda Edo a seguire la Primavera dice cazzo, mamma mia, Edo, sta Edo qua che ne capisce di calcio, uomo di calcio. Invece sembra che per il Napoli sia una scocciatura tutto quello che è contorno, che non è nella prima squadra, così è un peccato. Questo è un video polemico, il video polemico di solito raggiunge un sacco di non mi piace, quindi voi contrastate, se siete amici miei contrastate con i mi piace, ma tanti non mi piace non si vede, quindi fate quello che volete voi, veramente quello che volete voi. Un ringraziamento a questa, le metto una qua e una qua, guarda, sono belle, perché la piccola Daisy di Maurizio, che è straordinario, sempre molto a supporto del canale. Queste sono le cose belle sono queste, le cose belle sono i post di Kat, della compagna di Mertens, che continuano a riscaldarci il cuore. Però le ultime notizie, indiscrezioni o rumors riguardo ai rinnovi, non sono poi molto tranquillizzanti. Noi aspettiamo con prudenza e con cautela gli sviluppi delle cose. Certo è che questi contratti poi non è che aiutano, perché sarebbe bello, dici vabbè, tu c'hai il contratto con la Nike e te lo sei meritato tu a prescindere dal Napoli, però quando lo puoi continuare a rinnovare sono tutti soldi suoi, no? Quindi se Osimhen riceve un'offerta anche uguale da un'altra squadra e dice sì, però il contratto con la Nike è tu, secondo voi Osimhen dove va? Da New York, Valerio Fluido e tutto, da New York, non è che va a New York, perché poi in America adesso sarà Insigne che dovrà salvare il Toronto, mentre Messi si compra l'Inter Miami, così parrebbe, sono tutte cose così. Aspettiamo di sapere il contratto della luce di Veretù, perché visto che se ne vanno tutti, va bene, vediamo, Veretù, Veretù. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credibili. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.